Ancora per tutto il mese di febbraio sarà possibile per i contribuenti siciliani pagare gli arretrati del bollo auto senza le sanzioni e gli interessi. Lo ha stabilito la proroga delle agevolazioni introdotte nella norma stracciabollo, l'articolo 28 della legge regionale 16 dello scorso agosto, proposta dall'assessorato regionale all'economia e votata dall'ARS a dicembre. Da una parte proseguiamo nel risanamento finanziario della Regione, dice il Presidente Renato Schifani, dall'altra diamo seguito a una visione finalmente dialogante del rapporto tra i cittadini e la fiscalità locale a beneficio di tutti coloro che vorranno mettersi in regola. Grazie alla regolarizzazione agevolata delle tasse automobilistiche, ricorda l'assessore all'economia Falcone, la Regione siciliana ha potuto registrare nel trimestre finale dell'anno scorso un aumento di oltre il 200% delle entrate rispetto all'anno precedente. Abbiamo recuperato molta evasione senza però vessare i cittadini con sanzioni e aggravi economici che stridono con l'attuale fase di crisi economica. Il governo Schifani ha voluto così dunque estendere una misura gradita ai contribuenti ma anche utile alle casse della Regione. Possono usufruire dell'agevolazione stracciabollo le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte al ruolo per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni d'imposta 2020 e 2021 per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite la riscossione ordinaria. Possono quindi accedere al beneficio anche coloro che richiedono la rateizzazione del proprio debito che sia superiore a 2.000 euro per anno d'imposta maturato dal periodo del 2016 al 2019. Un apposito canale è stato attivato dalla Regione presso le delegazioni dell'ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate nelle 9 province siciliane. Per aderire alla regolarizzazione della cosiddetta stracciabollo, il contribuente senza necessità di alcuna istanza dovrà recarsi entro il 28 febbraio di quest'anno il pagamento esclusivamente presso tali sede, specificando solo la targa del veicolo e l'anno d'imposta che intende regolarizzare. L'assessorato regionale ha disposto la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al prossimo 31 marzo al fine di consentire ai cittadini di fruire dell'agevolazione evitando l'attivazione di provvedimenti cautelari e azioni esecutive.